Roberto Ferrari, il Giro d'Italia ricomincia. Con quali sensazioni dopo la volata di Horsens? Ma innanzitutto diciamo che devo chiedere assolutamente scusa a tutti i corridori, in particolare a quelli che sono rimasti coinvolti nella caduta, perché ho rivisto il video la sera e effettivamente ho causato un bel casino e purtroppo non mi ero accorto di niente. Ho rilasciato anche delle dichiarazioni un po' pesanti dopo la tappa, ma era nervoso e non sapevo cosa fosse successo in realtà, quindi innanzitutto mi scuso. Poi comunque vedo che, a parte qualche commento che ovviamente non fa piacere, però vedo che i miei amici mi supportano e quindi andiamo avanti, dai, speriamo di farci valere sul campo. Riguardando la volata, sono più i rimpianti o più la voglia di riscatto? Ma è un rimpianto perché ero nella posizione giusta al momento giusto. Purtroppo, sai, in quelle circostanze lì lui veniva su da dietro e ci siamo presi dentro, però se no di poi avrei potuto fare una bella volata e quindi rimpianto è doppio, insomma. La prossima volata nella quale ti dobbiamo attendere protagonista? Sì, adesso mi terranno tutti con un occhio di riguardo, però io sono sempre stato uno corretto, è stato proprio un caso, una fatalità quello che è successo l'altro giorno e quindi ci butteremo ancora con le dovute precauzioni e cercheremo di fare la nostra volata. Se fosse la Sky lo chiamerebbero Spider-Man, alla Green Age forse Superman, alla Farnese invece lo chiamano solo Favillino. Elia, com'è stato quel finale? Ma era un finale intensissimo, io ero a tutto, è successo tutto in una frazione di secondo e guarda caso sono diventato famoso per aver schivato una brutta caduta. Ma sono contento, spero di diventare famoso anche per fare qualcosa di buono a questo Giro d'Italia, non solo per aver schivato una brutta caduta. E Luca Scinto ti ha già dato l'obiettivo, ha detto bisogna vincere. Sì, Luca mi sta molto vicino, mi dà tanti consigli e mi dice di far bene ma non mi mette molta pressione. Arriva Montecatini, emozione particolare. Sì, perché siamo nella mia Toscana e ci terrei a fare molto bene. Giacomo Nizzolo, come è andato questo inizio di Giro e cosa ti aspetti dalle tappe a partire da domani? Ma il prologo è stato al di sopra delle mie aspettative, poi la prima tappa ho avuto un incidente, sono caduto e perciò il primo giorno la volata non ho potuto disputarla. Oggi niente, non so il tempo, però abbiamo fatto penso una buona prova, uniforme, tutti siamo arrivati al traguardo. Niente, l'importante era portare Frank all'arrivo con meno distacco possibile rispetto agli altri uomini di classifica e nulla, adesso vediamo il tempo. Volate pericolose, Ferrari, Cavendish, qual è il tuo pensiero? Ma le volate sono così, poi dopo c'è un po' chi esagera, chiaro che in volata non si può mai dire. Probabilmente Ferrari, le dichiarazioni anche che ha fatto dopo l'arrivo erano a caldo, quindi sono un po' da giudicare così. Niente, io spero che nelle prossime tappe mi butto dentro anch'io, spero di fare un buon risultato. Manuele Boaro, dalla Danimarca all'Italia, sei il miglior italiano in classifica e la maglia rosa è nel mirino. Ti aspettavi di partire così bene? No, logico, puntavo a far bene il prologo, però quarto sono contento ma anche un po' amareggiato perché mi ero preparato bene. Logico, questo è il mio primo anno nel Giro d'Italia e spero di fare bene. Bjarne cosa ti ha detto? Bjarne lo vedo contento, logico lui si aspetta da noi il 110% e oggi speriamo di riuscirci.